Oggi Adria, ma tutta la diocesi è in festa perché riapre finalmente il Museo Diocesano della Cattedrale di Adria. Un'apertura attesa ma anche importante perché ha una valenza, ricordiamo, non solo per la città ma per tutto il Polesine. Siamo con Sua Eccellenza Monsignor Pierantonio Pavanello, Vescovo della diocesi, un'opportunità importante per rinnovare anche questo legame tra arte e fede nel nostro territorio. Effettivamente mancava nella nostra diocesi, anche nel territorio polesano, un luogo che mostrasse o facesse perlomeno intuire la ricchezza di arte che la fede ha generato nella nostra terra. E ora, ecco, questo luogo lo abbiamo con questo rinnovato museo della cattedrale che assume proprio anche nella denominazione una dimensione diocesana. Già nel 2015 era stato aperto un piccolo museo della cattedrale che aveva soprattutto uno scopo didattico nelle intenzioni di chi lo aveva pensato, e che doveva essere un po' la prima parte di un progetto più vasto. Ecco, ora questo progetto è stato portato a compimento, nel percorso ci sono stati anche dei cambiamenti notevoli. Il principale è stato appunto questa estensione da Museo della Cattedrale a Museo Diocesano, quindi sono confluite qui opere d'arte anche di altre zone della diocesi, e quindi ecco, oggi si può avere attraverso questo luogo espositivo una panoramica di quella che è stata l'arte religiosa del Polesine. Siamo con l'assessore regionale Cristiano Corazzari. Oggi la riapertura del Museo Diocesano della Cattedrale di Adria, un'apertura importante che ha visto anche il finanziamento e il contributo della Regione Veneto. Beh, è un momento importante che valorizza l'offerta culturale della città di Adria e di tutto il Polesine nel contesto del Veneto. È chiaro che occasioni come queste vanno utilizzate per promuovere ancora di più il nostro territorio attraverso l'offerta culturale. È per noi una bella opportunità e soprattutto sottolineo il lavoro di sinergia che è stato fatto con la Fondazione Cassa e Risparmio Padre Rovigo, con la diocesi e naturalmente con la Regione del Veneto. Vogliamo puntare molto sulla cultura e su quelli che sono degli aspetti profondamente legati, oltre che alla nostra devozione religiosa, alla nostra identità e alla nostra storia. Direi che Adria e la propria cattedrale sede giubilare incarna perfettamente questo principio. Nell'ambito della riapertura del Museo Diocesano della Cattedrale di Adria, non solo l'ampliamento delle collezioni, della pinacoteca proveniente sia dal seminario, ma anche con una donazione dell'ingegner Luciano Zerbinati con il quale ci troviamo. Ci può raccontare di più di questo? Sì, ho pensato utile integrare le tante opere già presenti con qualche opera di cui disponevo, tra l'altro molte di queste erano in Villa Morosini, e naturalmente di arte sacra, quindi le 11 opere che ho lasciato incomodato per ora, ma sicuramente saranno poi lasciate a una futura donazione. Queste 11 opere partono da una tavola della fine del 300 di scuola fiamminga e arrivano all'arte contemporanea con gli artisti di cui ho curato tutta l'opera, come Giampaolo Berto e come Andrea Raccagni. Quindi c'è questo ciclo di opere, ben 11, capolavoro c'è del Pomarancio, anche un'entrata in Gerusalemme, e comunque chi visiterà questo bellissimo museo potrà anche esaminare, controllare, guardarsi queste opere in modo che riceva una migliore impressione, che già sarebbe di per sé molto significativa per le opere nella disponibilità della diocesi, che ha qui riunito parte del suo vasto patrimonio. Quindi speriamo che questo museo trovi conforto con la visitazione di tanta gente e possa poi essere continuamente rinnovato in modo da far crescere l'interesse alla visitazione e quindi anche alla frequentazione di questa città. 2000 anni di storia polesana rivivono nell'apertura del nuovo Museo Diocesano della Cattedrale di Adria. Oggi l'inaugurazione appunto ad Adria e siamo con il direttore nonché curatore del nuovo museo, Marco Maran. Direttore, quali sono le novità di questa nuova apertura e cosa aspetta al visitatore che entrerà?
Beh, devo dire anzitutto che è un momento di gioia, un momento di festa per la diocesi e anche per me personalmente, che in questi ultimi 3 anni, ecco, ho seguito il rilancio di questo museo. Sono stati 3 anni di grande lavoro, di grande passione, durante i quali abbiamo sostanzialmente rivisitato quella che una volta era l'allestimento del Museo della Cattedrale, che è stato inaugurato nel 2015, dunque 10 anni fa, e poi si è chiuso nel 2019, complice anche il Covid. Dunque col mandato di Monsignor Vescovo abbiamo rivisitato tutti gli allestimenti appunto del vecchio museo della cattedrale, abbiamo aumentato gli spazi, potremmo anche dire li abbiamo triplicati, perché per esempio adesso ci troviamo nella chiesa di San Giovanni, l'antica cattedrale, che oggi è anche uno spazio museale. Cosa ci aspetta anche per chi vorrà vedere, soprattutto quali sono i pezzi più belli, più importanti, ricordiamo provenienti da tutta la diocesi, quindi non più solamente da Adria? Sì, è un nuovo museo per tutta la diocesi ma anche per tutta la provincia di Rovigo, dunque un dato davvero significativo. Non è una mostra, ecco, che ha un inizio e una fine, ma è un'esposizione permanente. Questo è il dato più importante che mi sento di sottolineare. Sicuramente i pezzi più eccellenti riguardano Michele da Firenze, questo noto scultore che intorno alla metà del XV secolo parte da Firenze, arriva sostanzialmente nella zona dell'attuale pianura padana, Mantova, Verona, Ferrara e anche Rovigo. Qui nella cattedrale c'erano già i 28 frammenti della Madonna della Vita, e tra un anno arriverà il politico di Iraccano, che fino a un anno fa era in deposito presso Palazzo Rovrella.